Vado. Buongiorno, sono Maurizio De Gennaro, benvenuti a questa tappa di questo ciclo di webinar, è la quinta tappa di un percorso di 8, che è di un ciclo molto, a mio avviso, molto importante per poter divulgare e comunicare tutta l'informazione geografica che la Regione del Veneto sta producendo ormai dal 1976 ad oggi. Si parlava una volta di cartografia, adesso siamo passati da database, cartografia numerica, adesso siamo arrivati a un'accezione ben più ampia e il termine è informazione geografica. Io ringrazio molto il dottor Roberto Trivelloni e l'architetto Salvina Assiste, la direttrice della direzione pianificazione, per aver programmato e realizzato questo ciclo di 8 date e di 8 interventi che, ripeto, ognuno tratta specificatamente una propria materia. Si parla dell'IDT, si parla dell'informazione dei dati satellitari, si parla dei database, si parla della cartografia tematica come quella di oggi, la cartografia della copertura del suolo. Sono tutte informazioni di straordinaria importanza che, ripeto, condiscono e portano a conoscenza dell'utenza quello che la Regione del Veneto sta realizzando. Il programma di oggi ripeto, è la banca dei dati della copertura e l'uso del suolo con il monitoraggio del consumo del suolo, e d'accordo d'intesa con il dottor Trivelloni, che è un po' l'organizzatore, e la sua equipe, avevamo detto che prima, come intervento introduttivo per segnare il perimetro, il solco entro il quale poi ci saranno le altre relazioni di contenuto, io avrei riprodotto, leggermente modificata ma pochissimo, una presentazione che chi è già dal settore forse l'avrà già vista, ma giusto per far capire a coloro che si stanno approcciando a questo tipo di cartografia, la cartografia tematica, che cosa stiamo andando a parlare oggi, perché è una cosa importantissima. Trivelloni, nel suo primo intervento, quello del 10 di febbraio, se non sbaglio, il primo giorno, ha parlato della chiarezza dei linguaggi. Su questo tema strategico, la chiarezza del linguaggio, è bene parlare opportunamente e specificatamente per poter condividere le informazioni geografiche, per evitare che ci siano sovrapposizioni o letture quantomeno distorte su tematiche che poi servono fondamentali, sono fondamentali per il supporto delle scelte delle politiche e delle strategie delle politiche territoriali. Quindi io adesso partirei con la mia presentazione. La vado a caricare, che vedete, chiedo scusa, stiamo facendo... Ok, questa è la presentazione, la prima slide ovviamente è il programma, che è leggermente modificato rispetto a quello che avete ricevuto. Tolgo la mascherina, che avete ricevuto. Dopo la mia introduzione è stata anticipata l'intervento dell'ARPAV con la Ialina Charlotte Vinci, che parla dell'attività dell'ARPAV per il monitoraggio del consumo del suolo. Poi l'intervento di Delio Brentano con Alessandro Moroso, che sono della struttura
regionale, perché parlano della carta di copertura del suolo tra le regioni tra il 2007 e il 2020, è un progetto che parte dal 2007, ma io, essendo abbastanza datato, la copertura del suolo è già trattata da molti anni con un'altra lettura, più di copertura che di consumo, già negli anni 80, attraverso il CISIS, che è l'ultimo intervento che faremo. Poi le tecniche innovative per la realizzazione di banche dati della copertura del suolo, quindi andando giù, scendendo un po' di scala, la parola tocca alle ditte, alle imprese, che sono poi i veri produttori di dati sotto gestione degli enti territoriali, e c'è il dottor Simone Rinaldo. Ultimo, adesso è penultimo, il progetto interregionale del CISIS sui database di copertura d'uso del suolo. Il CISIS è il Centro Interregionale per i Sistemi Informativi, Statistici e Geografici. L'intervento è a due mani fra Pierpaolo Milan e Umberto Trivelloni. Ultimo, abbiamo recuperato come cavallo di rincorsa l'intervento che era rimasto azzoppato nella seconda tappa, quella del dottor Silvano De Zorzi, che parlerà di dati ottici e radar nell'infrastruttura dati territoriali della regione del Veneto. Quindi questo è il programma di oggi, lo ripeto, leggermente modificato, nonché integrato con l'ultimo intervento di De Zorzi. La prima slide che a me piace sempre mettere su questo tema è dell'Agenzia Europea dell'Ambiente, ed è un'immagine che molte volte è molto più esplicativa, tante volte di parole. Vedete che, fermo restando il cartello della città, la città cerca l'espansione della città, cerca di contenere, di ragionare, di riflettere adesso sull'espansione della città, che è stata negli anni 80 e 90 è stata veramente sproporzionata. E questo è un tema che l'immagine dell'Agenzia Europea dell'Ambiente, fatta su una loro pubblicazione, ed è un tema che è diventato molto più caldo negli ultimi tempi, negli ultimi 10 anni in particolar modo. E su questo qui la Regione del Veneto ha reagito immediatamente, facendo le due famose leggi 14, la prima la 14 del 2017, quella sulla copertura e il consumo di suolo, chiedo scusa, e a seguire sempre una legge 14 del 2019 che va a saldarsi e comunque a concludere alcuni percorsi già avviati con la legge 14 del 2017 e la 14 del 2019, che è Veneto 2050, che tratta anche, una volta cercato di contenere il consumo di suolo, cercato anche di valutare progetti per la riqualificazione e rigenerazione urbana, nonché la rinaturalizzazione del territorio. Sono tutti temi fortissimi che la Regione del Veneto ha avviato con queste due leggi 14. La prima legge ormai forse in più la conoscono perfettamente i pianificatori e gli amministratori. La legge 14 del 2017, ripeto, prima di partire con queste slide che sono di contenuto, il mio è un intervento che vuole dare chiarezza nei linguaggi di come si leggono i dati territoriali, i nuovi codici del territorio. Questo è importantissimo, perché su questo aspetto si basano le cose, per evitare che ci siano un po' problemi e per evitare di fare sovrapposizioni di letture ancora miopi o distorte o strumentalizzate, ancora peggio. La legge 14 del 2017 assume fra i propri principi normatori la programmazione e l'uso del consumo di suolo e la riduzione progressiva e controllata della sua copertura artificiale. Non d'amblè tutto quanto, progressiva e controllata. E per fare questo, per avere una riduzione graduale nel corso del tempo, ha deciso di avere come soggetto attuatore la programmazione regionale e comunale. Riconoscendo ovviamente il ruolo importantissimo dei suoi enti beneficatori dei comuni, ha riconosciuto a loro questo elemento di programmazione. Sappiamo dopo che si è venuta fuori la legge, la delibera, l'atto di indirizzo della 668 del 2018, con il quale, fatto un feedback con i comuni, si è stato realizzato, fatto delle richieste ai comuni. Abbiamo valutato, non sto qui certamente a spiegare l'algoritmo che è stato utilizzato, comunque è stato profondo e è stato abbastanza riflessioni, abbiamo valutato che erano rimasti dal 2017 al 2050 ancora la disponibilità, non l'obbligo, la disponibilità di 21.323 ettari da poter eventualmente ancora utilizzare. Stiamo parlando di una graduale riduzione nel corso del tempo, stiamo parlando di un soggetto a programmazione regionale e comunale. Tutto questo ovviamente nell'ottica del famoso logo, questo qui, che bisogna consumare il suo, nel 2050 il consumo è zero. Da quando? Dal 2017. Quindi la Regione del Veneto ha fatto ancora di più, sempre con la famosa atto deliberativo della 668. I 21.323 ettari che erano dedotti
recuperati dal famoso feedback con i comuni, con i 500 e passa comuni del Veneto, attraverso una serie di correttivi, quindi quella era la disponibilità, attraverso una serie di correttivi è stato ridotto ulteriormente di un 40%, anch'esso figlio di una serie di ragionamenti di algoritmi che vedevano una serie di parametri da poter rispettare. E quindi, riducendo di 40% i 21.323 ettari, avevamo in dotazione, la Regione del Veneto aveva deciso di avere in dotazione 12.793 ettari di quantità consumabile, non obbligatoriamente, non di più né di meno, e riservandosi gli 8.530 ettari quale riserva. Quindi questi sono i parametri, i numeri che avevano prodotto, che ha prodotto la legge regionale 14/2017. Ma questo non basta, perché nel tempo, secondo le disposizioni, le discipline della legge 14/2017, la quantità di 12.793 ettari che è disponibile attraverso una serie di riduzioni, vuoi per adeguamenti degli piani, degli strumenti urbanistici, vuoi per la revisione dell'adeguamento dei valori agli ambiti sovracomunali omogenei, vuoi per altri per effetti diversi obiettivi, è stata ulteriormente ridotta di circa 1.500 ettari. Quindi stiamo andando a ridurre la quantità di disponibilità, quindi stiamo andando a aumentare la quantità di riserva, e questo è un fatto positivo. Quantità massima ridefinita era di 11.000, quindi siamo passati da 12.000 a 11.294. Questo perché i comuni, questa è una slide un po' datata, perché i comuni adesso sono sicuramente superiori al 29% di quelli che hanno reagito, e comunque questo è un fattore di riduzione. Ancora di più, vedete, questa qui è la slide che ci dice quanto abbiamo ridotto gli 11.294, ma secondo un ultimo sondaggio del fine anno scorso, i 12.793 hanno avuto un'ulteriore riduzione, sono arrivati a 9.708 e non è aggiornato. Qua siamo all'agosto del 2020, poco prima che scadesse il termine del 30 settembre. Quindi dai 12.700 ettari abbiamo recuperato, diciamo recuperato nel senso positivo, ripeto, era tutto legittimo anche l'utilizzo, i 3.025 ettari. Quindi stiamo andando nel rispetto della legge, anzi la legge sta esplicando la propria forza normativa. Adesso, e questo è un linguaggio, quello che ho raccontato fino adesso è il linguaggio che ha avuto la delibera 668 del 2018, l'attuazione, la piena coscienza e piena responsabilità, l'ampia responsabilità, devo dirlo con molta soddisfazione quando ero ancora in direzione, con il quale i comuni hanno reagito. I comuni hanno reagito in maniera eccellente, hanno risposto alla scheda, sono venuti qui a parlare per vedere come ridurre i costi, hanno preso una nuova coscienza, una nuova riflessione imposta, riconosciuta e attuata attraverso quella delibera 668. Quindi c'è stata un'ampia collaborazione e partecipazione. Adesso andiamo all'altra parte del linguaggio un po'. Giustamente c'è l'ISPRA che nel suo rapporto annuale sul consumo di suolo e dinamiche territoriali e servizi ecosistemici registra l'impermeabilizzazione del territorio. Il consumo di suolo nel Veneto del 2019 era registrato a 785 ettari, comunque inferiore al 2018. Di questi 785 ettari è stato questa è la distribuzione a torta, vedete, parcheggi, piazzali, strade, aeroporti, il maggior azionista di questi 785 ettari è la parte dei cantieri, 441 ettari. Occhio alla parola cantieri, questo è nel rapporto ISPRA. La parola cantieri nel Veneto, 441 ettari nel 2019, hanno tre grosse utilizzo. L'ampliamento dell'autostrada 4, 33 ettari, la tangenziale di Vicenza, 30 ettari, e la famosa superstrada pedemontana veneta con circa 30 ettari. Quindi questo vuol dire, siamo attenti a quello che si va a valutare e commentare. Vedete queste, dalle ortofoto si vede l'utilizzo. Questa è la tangenziale ovest di Vicenza, si vede esattamente il territorio che viene utilizzato. È importante anche dire che la legge richiama la Regione del Veneto a fare la regia di questa sua attività e monitoraggio, ma assolutamente in collaborazione con l'ISPRA e con l'ARPA Veneto. Con l'ISPRA siamo sempre stati in pieno contatto col dottor Michele Munafò, che è un po' l'artefice e il regista del rapporto del consumo di suolo annuale. Abbiamo fatto più di qualche decina forse di convegni e seminari,
E con l'ARPA Veneto, con la Ialina Vince e il dottor Paolo Giandon, abbiamo sempre avuto un ottimo confronto di feedback e di condivisione di quello che si faceva. Ma l'importanza, che poi è stata anche riportata su un tavolo interregionale al quale Veneto partecipa, con la Regione Piemonte, Lombardia, Emilia Romagna, e al quale si sono associate adesso la Liguria, la provincia di Bolzano, la provincia di Trento, la Val d'Aosta, quasi tutte le regioni del nord e la Toscana, con il quale abbiamo cominciato a imporre il nostro passo, che è fondamentale nella materia dei database e soprattutto nel linguaggio dell'informazione geografica nel senso più ampio. Cioè i dati devono essere raffrontabili. Una cosa è il conteggio dell'impermeabilizzazione del suolo e una cosa è il conteggio della riduzione della programmazione dell'uso del suolo. Questo per avere una corretta lettura, come ho detto, ho anticipato nel mio intervento, la prima frase introduttiva che ho detto. Bene, questa slide io la chiamo la slide delle regole del gioco. Fra esse si aprono due colonne, una a destra e una a sinistra. Sono le regole del gioco. L'ISPRA, giustamente, correttamente, efficacemente rispetta il dispositivo della legge 132 del 2016. Attraverso fornisce un quadro aggiornato dei processi di trasformazione della copertura del suolo e le conseguenti valutazioni su impatti sui servizi ecosistemici, attraverso una rete, la rete del SNPA, Sistema Nazionale per la Protezione Ambientale, alla quale partecipano tutte le ARPA regionali. Questo lo fa attraverso una lettura dei dati omogenea del sistema satellitare, e qui ritorniamo alla seconda tappa del percorso di questo ciclo di webinar, dei dati satellitari, l'importanza delle informazioni purché ci siano omogeneità nella lettura e coerenza nella lettura. Questa è la regola del gioco di ISPRA, la regola del gioco della Regione del Veneto, a quella della legge 14 del 2017. E ripeto quello che ho detto subito all'inizio, c'è una programmazione dell'uso del suolo, la riduzione progressiva e non d'amblè, e controllata della copertura artificiale, che sia gradualmente ridotta nel tempo e che sia soggetta alla programmazione regionale e comunale. Questo perché non si poteva, sarebbe stata farina, sarebbe stata una manna per tutto il sistema degli avvocati se avessimo bloccato da domani il consumo di suolo, per garantire comunque una stima del fabbisogno delle superfici e determinata una quantità massima di consumo di suolo per ogni singolo comune. La delibera, quando ha fatto la 668, quando ha fatto quel suo ragionamento con 12.000 e passa ettari, poi è stata distribuita ed assegnata a ogni singolo comune. Ancora sulle regole del gioco, l'ISPRA dice: attenzione, io registro l'impermeabilizzazione della copertura del suolo in due distinte categorie: consumo di suolo permanente e consumo di suolo reversibile. Quindi queste due categorie contengono le classi di copertura del suolo e conteggia pertanto indistintamente i valori di queste classi. Vedete giù c'è sul 1.1 il consumo di suolo permanente, 1.2 12 il consumo di suolo reversibile, e su questo vi pongo l'attenzione su strade non pavimentate, cantieri e altre aree. La parola cantiere era quella che io ho sottolineato prima nell'intervento quando è stato registrato i 441 ettari alla Regione del Veneto. Quindi loro hanno registrato correttamente quanto è stato impermeabilizzato indistintamente fra queste due classi di appartenenza. La Regione del Veneto invece ha le sue regole del gioco, dice: attenzione, noi dobbiamo vedere tutte le attività di impermeabilizzazione delle attività avviate al di fuori degli ambiti di urbanizzazione consolidata, che sarebbero i centri storici secondo la centri cittadini, centri urbani secondo la legge. Però ci sono anche delle famose deroghe, volenti o nolenti, queste sono le regole, questa è la legge, queste bisogna rispettare. Si può anche fare un tagliando per vedere se la legge funziona, nel senso si può revisionare queste specie di deroghe, gli interventi previsti negli ambiti di urbanizzazione consolidata, i SUAP, gli sportelli unici delle attività produttive, gli interventi per attività di cava, sono tutti quelli previsti dal PGRC. Questi non sono considerati nel conteggio, non sono non consumati, non sono considerati nel consumo di suolo. E poi bisogna anche far salvo anche i procedimenti in corso all'entrata in vigore della legge. E questo, vedete, sempre sulla parola cantieri, vedete questo qui, il territorio che i cattivi direbbero che divora, i buonisti direbbero che sono utilizzati per realizzare la superstrada pedemontana veneta. Con ARPAV, con Giandon e con la Ialina Vince, abbiamo fatto, quando era nella Regione del Veneto, un tipo di ragionamento. Andiamo a vedere, siccome la legge ha le regole del gioco, la legge regionale, tutto ciò che è costruito al di fuori degli ambiti di urbanizzazione consolidata, abbiamo fatto un test su 70 comuni distribuiti sul territorio regionale, e vedete che felicemente abbiamo preso dei 70 comuni che avevano mandato i loro AUC
avevano preso i loro AUC e sono sulla fascia della pedemontana. Vado un po' più avanti. Beh, è venuta fuori questa interessantissima tabella, sempre il consumo solo dell'AUC. Nell'AUC il 78% su 138 ettari sono dentro l'AUC e invece il 59%, 43% chiedo scusa, sono fuori dell'AUC. Quindi vuol dire che non si è consumato il suolo, ma attenzione che sono stati consumati all'interno e fuori dal suolo. Quindi il 56% e all'interno dell'AUC non sono conteggiati. Non è che non si è consumato, non sono conteggiati. E questi sono degli esempi di come si utilizzano attraverso le foto aeree, di come sono utilizzati i costi. Tutto questo dovrebbe convergere attraverso un osservatorio regionale del consumo del suolo a regia ISPRA, quindi dovrebbe essere coordinato l'ISPRA per tutte le regioni. Dico questo perché questa è l'ultima slide, perché vado a chiudere, perché il Veneto 2050 e la legge 14 del 2017 hanno proprio dato dei nuovi codici di lettura, che prima non erano oggetto della pianificazione, nuove risorse naturali e ambientali, aree di atterraggio dei crediti, ampliamenti, densificazione, tutto questo perché si abbiano dei nuovi linguaggi che dovranno diventare parte integrante nelle analisi e negli studi che delineano le scelte strategiche di assetto e sviluppo dei territori contenute negli strumenti urbanistici. Quindi con questo ho chiuso la mia presentazione, che era già forse a parecchi nota, ma era importante per poter definire la chiarezza del linguaggio. E detto questo, quindi ruolo e margine e perimetro della regione, adesso do la parola all'ente regionale, l'ARPAV, l'Agenzia regionale per l'ambiente, e alla dottoressa Elena Vinci, che parlerà specificatamente di come si fanno a leggere i dati dal punto di vista qualitativo e quantitativo. Grazie. Elena, chiedo scusa, Elena Vinci sei in collegamento, eccola. Sì, eccomi, scusate, devo attivare tutto, faccio partire la presentazione. Ecco. Dunque, sì, come diceva il dottore Gennaro, l'ingegnere De Gennaro, io sono Elena Vinci, lavoro all'Agenzia per l'Ambiente, specificatamente nell'unità organizzativa qualità del suolo. E volevo fare una piccola premessa sull'importanza del suolo, perché negli ultimi anni se ne parla parecchio, diciamo un po' a partire forse dall'anno internazionale dei suoli, che è stato stabilito dalle Nazioni Unite e dalla FAO nel 2015, ma anche precedentemente il dibattito era già cominciato, in particolare anche nella Comunità Europea. La Commissione Europea infatti già nel 2011 aveva fissato alcuni obiettivi che sono stati già ricordati dall'ingegnere De Gennaro, cioè il consumo netto di suolo zero, cioè da raggiungere nel 2050. È un consumo netto, quindi vuol dire che il consumo non deve essere per forza uguale a zero, ma è possibile recuperare quindi superfici già urbanizzate, impermeabilizzate, possibilmente per un nuovo consumo, oppure ripristinarle all'uso agricolo nel caso in cui vengono utilizzate delle superfici invece agricole per essere consumate. Questo va tutto nell'ottica del principio del riciclo e dell'economia circolare, della strategia di Europa 2020, per disaccoppiare lo sviluppo urbano dal consumo della risorsa suolo. Questi sono i 17 obiettivi che le Nazioni Unite hanno stabilito e di questi, questo è successo nel 2015 con l'agenda globale, per uno sviluppo sostenibile. Di questi almeno 7 sono correlati al suolo e in particolare le Nazioni Unite hanno stabilito un ulteriore obiettivo ancora più ambizioso nel 2030 di raggiungere la neutralità riguardo al degrado del suolo, cosiddetto Land Degradation Neutrality. Tutti questi obiettivi farebbero supporre che a livello nazionale si fosse raggiunto un accordo per una normativa quantomeno sul consumo del suolo, se non sulla protezione del suolo in generale. Purtroppo questa legge tanto attesa non è ancora arrivata, le regioni, come diceva
De Gennaro precedentemente sono arrivate prima, e anche la Regione Veneto tra le prime, quindi ha fatto una legge già nel 2017. Proprio di questi giorni, in febbraio, è l'avvio della consultazione dell'Unione Europea per quanto riguarda un progetto, una proposta di nuova strategia tematica per la protezione del suolo. Le consultazioni sono aperte per tutti i portatori di interesse, i cittadini che volessero appunto esprimere la propria opinione fino al 27 aprile, qui c'è il link riportato. I temi chiaramente nel centro e nell'obiettivo, diciamo, di questa nuova strategia sono, oltre a quelli già enunciati, sono la protezione della sostanza organica, la protezione dall'erosione dei suoli, e anche negli obiettivi c'è anche affrontare il tema dei siti contaminati e cosa molto importante, come ARPA sicuramente per noi, anche l'istituzione di una rete di monitoraggio della qualità del suolo. È avviata dunque, parlando invece dei servizi ecosistemici del suolo, diciamo che i servizi che il suolo svolge sono tantissimi e sono molto diversi tra loro. Qui in questa diapositiva ne sono esemplificati i più importanti. Volevo ricordarne alcuni, come appunto il fatto che il suolo supporta tutti gli edifici, che immagazzina carbonio e una grande quantità di carbonio, più di quella che è immagazzinata nell'atmosfera e nelle piante, e anche un pool di biodiversità. Un quarto delle specie esistenti sulla Terra è presente nel suolo. Qui in questa diapositiva volevo solo riportare brevemente le attività che svolge l'ARPA, e quindi principalmente la nostra attività dall'inizio del 96 è stata quella di rilevare i suoli, perché la conoscenza dei suoli era scarsa nella regione, e quindi sono stati portati avanti dei rilevamenti per poi produrre delle carte pedologiche con il prelievo di campioni, la descrizione di trivellate e profili, campioni che poi sono stati analizzati nei laboratori dell'ARPA. Da qualche anno a questa parte è stata iniziata anche un'attività di monitoraggio del suolo, anche se non è normata, non esiste una normativa, a differenza delle altre matrici, aria e acqua, che sono, per cui è prevista una rete di monitoraggio in cui l'ARPA è chiaramente coinvolta in prima persona. E il monitoraggio per adesso riguarda solo i metalli pesanti, i microinquinanti organici e prevalentemente la qualità biologica del suolo, come riportato in queste diapositive, con un metodo sviluppato a livello italiano. Poi l'attività che è oggetto della presentazione di oggi è quella appunto del monitoraggio del consumo di suolo, però volevo fare questa premessa proprio per far vedere che oltre a monitorare il consumo di suolo siamo in grado anche di dare un'indicazione sulla qualità del suolo che è stato consumato e di quello che è stato perso. Tutta questa attività di rilevamento dei suoli nella regione ci ha portato a una grande quantità di informazioni che conserviamo nelle nostre banche dati, più di 4.000 profili e 30.000 trivellate e più di 18.000 campioni analizzati che sono conservati presso la nostra sede. Parlando della carta del consumo di suolo, la carta del consumo di suolo è disponibile sia a livello nazionale nel sito dell'ISPRA, oppure per quanto riguarda la Regione Veneto nel geoportale dell'ARPAV all'indirizzo che vedete nella diapositiva, e sono disponibili le carte di vari anni, dal 2012, 2013-2015 fino al 2019, dal 2015 al 2019 per ogni anno. Sono scaricabili come estratti, sono degli strati raster, la carta è a pixel di 10 metri di dimensione e c'è possibilità anche di visualizzare la mappa o le varie carte con la leggenda, con diversi colori a seconda dei codici, perché la carta, per quanto riguarda i consumi rilevati negli ultimi anni, riporta anche la tipologia di consumo,
per grandi classi, quindi è divisa in consumo reversibile e irreversibile, come è già stato detto. È possibile anche scaricare la relazione annuale che come ARPA redigiamo ogni anno, sempre dal sito del geoportale. A livello nazionale c'è un geoportale gestito dall'ARPA Piemonte che riporta, oltre alla carta del consumo di suolo, anche una quantità di indicatori che sono calcolati in automatico dal programma nella zona visualizzata, e anche ci sono diverse possibilità. Io adesso vi faccio vedere solo queste due. Comunque interessante anche l'Atlante fotografico, dove sono riportati alcuni punti delle varie regioni dove è possibile visualizzare delle foto di dettaglio che riguardano l'area consumata prima e dopo il consumo. Per quanto riguarda la metodologia, bisogna dire che è una metodologia di classificazione manuale. Il consumo del suolo viene quindi rilevato da dei fotointerpreti. La base di partenza è chiaramente la carta del consumo di suolo dell'anno precedente, che qui è visualizzata in giallo. La fotointerpretazione viene eseguita per mezzo poi di diversi strumenti, che sono la disponibilità quindi delle immagini Sentinel-2, che però non hanno un livello di dettaglio adeguato, per cui si cerca anche di sfruttare ortofoto o altre immagini da satellite di maggior dettaglio, e poi degli indici sviluppati da ISPRA, che sono in particolare l'NDVI, che è un indice di vegetazione che ci dice le aree che non hanno più vegetazione, che quindi potenzialmente sono state consumate. Ricavate questo indice dall'elaborazione dei dati Sentinel-2, e un altro indice ricavato invece dal Sentinel-1, che è un radar, che riguarda la possibilità di variazioni di quote dovute probabilmente dalla costruzione di edifici o strutture. Altri dati sono molto utili, sempre per i fotointerpreti che devono valutare il consumo di suolo, in particolare la banca dati a disposizione dell'ARPA, che deriva dal dispositivo online, dall'applicativo online sulle terre e rocce da scavo, che ci dà un'indicazione delle aree dove sono avvenuti degli scavi nell'ultimo anno. Tutto il quadro elaborato dalle ARPA viene poi diciamo composto e aggiornato dall'ISPRA, che è appunto l'ente nazionale che coordina la rete delle agenzie, e vengono sviluppati degli indicatori e viene pubblicato un report che abbiamo già visto precedentemente, che appunto è scaricabile dal sito di ISPRA. In questo report sono riportate anche le statistiche nazionali, dalle quali si vede che come consumo totale al 2019 il Veneto si pone al secondo posto dopo la Lombardia con un 11,9%, che al netto delle acque diventa 12,5%, e come consumo annuale purtroppo abbiamo il primato già ormai da 3 anni, e con un consumo di 785 ettari, che come diceva l'ingegnere De Gennaro, però per 440 ettari sono di consumo reversibile. Però a questi bisogna aggiungere, per quest'ultimo anno, quindi 2019, 144 ettari che da consumo reversibile dell'anno scorso sono diventati irreversibili. Il consumo di suolo negli anni ha questo andamento. Il picco del 2017 non è però del tutto reale, in quanto c'è stato un cambio di metodologia, perché è stato computato anche il consumo reversibile a partire dal 2017, cosa che non era negli anni precedenti. Poi nelle varie province la distribuzione del consumo si può dire che prevalentemente nelle province di Venezia e Padova, che sono le province che hanno un maggior consumo, che hanno un maggior consumo a livello complessivo totale. E questa invece è la distribuzione per comuni, dove vediamo che ci sono chiaramente i capoluoghi di provincia che hanno un consumo maggiore, ma è comprensibile, ma anche nella cartina di destra, che riporta il consumo dell'ultimo anno, la fascia pedemontana, che vediamo particolarmente colpita. Questa è una diapositiva che ci vuole far vedere come il consumo di suolo sia distribuito negli anni. È una diapositiva della regione Emilia-Romagna, dove
però non compare. Sì, è una diapositiva che però è molto simile a quella che è la situazione della Regione Veneto. Nel 1861 abbiamo una situazione in cui il consumo di suolo, che è in rosso è 1,5%, molto basso, passiamo al 2,4% dopo un secolo, abbiamo un'esplosione negli ultimi anni, invece passando dal 76 al 2003 abbiamo in particolare il raddoppio del consumo, cosa che non è assolutamente visibile, diciamo, non va di pari passo con l'andamento demografico che vediamo nel grafico, perché in quegli stessi anni diciamo che c'è stata una completa stasi e non un aumento della popolazione. Questa è un po' la sensazione, purtroppo il consumo non è correlato alla crescita demografica. Adesso io farò una carrellata di esempi che sono già in parte stati visti, questi sono relativi alle infrastrutture, aeroporti, strade, autostrade, costruzioni residenziali, soprattutto in zone turistiche oppure vicino ai grandi capoluoghi di provincia. Però uno dei fenomeni un po' particolari degli ultimi anni, a partire dal 2016, è stato quello di questi grandi magazzini logistici dovuti in parte diciamo, grandi poli per prodotti alimentari, per la grande distribuzione, e in particolare ce ne sono stati almeno 3 di 5 ettari di superficie, che questo qua sono visualizzati in varie province, e anche però un fenomeno dell'e-commerce che ha contribuito non poco con alcuni magazzini. Questo in particolare è una superficie solo di magazzino di 15 ettari e 20 ettari di impermeabilizzato complessivi, che corrispondono a 35.000 metri cubi di acqua che non possono più essere immagazzinati nel suolo e che chiaramente vanno a caricare la rete idraulica superficiale. Questo poi è uno dei fenomeni più importanti che comporta il consumo di suolo, quello che si chiama l'impermeabilizzazione. Infatti questo è un grafico che ci fa vedere a livello provinciale la quantità di, la chiamiamo acqua disponibile per le piante, consumata per appunto l'impermeabilizzazione delle superfici. Altro fenomeno è quello dei campi fotovoltaici, che nella regione ha una distribuzione abbastanza ampia, soprattutto nella provincia di Rovigo. Siamo riusciti quindi a computare con il consumo di suolo che 660 ettari sono stati consumati in tutta la regione e 430 di questi in provincia di Rovigo. Il fenomeno purtroppo non è del tutto scomparso, perché ci sono attualmente alcuni progetti in valutazione di impatto ambientale di alcuni campi fotovoltaici anche di più di 60 ettari. Queste superfici chiaramente ci tolgono della superficie utile per l'approvvigionamento. Per esempio si calcola che un ettaro può dar da mangiare a 20 persone, quindi abbiamo perso la capacità di dar da mangiare a 13.200 persone. I suoli consumati sono poi sempre più produttivi, purtroppo. Questa è una classificazione, noi facciamo la classificazione dei suoli anche dal punto di vista produttivo, con una classificazione sviluppata negli Stati Uniti, e vediamo che i suoli di seconda e terza classe, perché quelli di prima classe sono poco presenti nella regione, sono quelli più consumati, quindi i migliori. Poi il suolo è molto utilizzato anche per materie prime, per sfruttamento, per ricavare delle materie prime per l'edilizia o per altri scopi come la torba, la sabbia, la ghiaia, l'argilla, e questo purtroppo è un utilizzo che va a discapito della risorsa, perché è un utilizzo che è senza ritorno. Abbiamo le cave di ghiaia che spesso in regione hanno lasciato anche, essendoci la falda superficiale ed essendo in passato autorizzata anche la cava sottofalda, ha lasciato anche dei laghi di cava. Abbiamo computato che sono circa 1.770 ettari di laghi di cava in tutta la regione e 778 ettari di cave attive e 1.180 ettari di discariche, che spesso sono poi delle cave dismesse. Le cave di argilla invece sono meno visibili, perché sul territorio sono state ripristinate, l'uso del suolo è agricolo, però sono molto presenti. Per esempio questa è un'area in provincia di Vicenza dove si può vedere dagli archivi appunto
della regione e tutte le aree che sono state utilizzate per l'escavazione. In ultimo, volevo farvi vedere un caso di recupero di suolo, un'area a Cadoneghe, dove un'area industriale molto grande, quasi 5 ettari, è stata ripristinata. Come vedete l'area era molto degradata, è stata ripristinata ed è utilizzabile per appunto la costruzione di nuovi superfici, visto che l'area appunto è una zona già urbanizzata. E con questo vi ringrazio e ritorno. Va bene, grazie, ringrazio la dottoressa Vinci, ha fatto un interessantissimo intervento, partendo ovviamente sempre nella logica della condivisione e del confronto delle informazioni, dalla nuova strategia tematica per la protezione civile della protezione del suolo a livello europeo, quindi con tutto il monitoraggio e dando delle linee strategiche di vedute per per la riduzione dei fenomeni di erosione delle coste, la tutela della sostanza organica del suolo, dei siti incontaminati e la rete di monitoraggio. Quindi partendo da un excursus europeo, ruolo che hanno le ARPA anche attraverso l'ISPRA, per poi passare decisamente a una rappresentazione dei vari casi singoli nella regione del Veneto, ovviamente rappresentando giustamente il suo sistema di monitoraggio della impermeabilizzazione dei suoli. E queste notizie che sono rappresentate dall'ARPA sono fondamentali e importanti per il sistema decisorio politico, perché la legge è quella che è del 2017, sta esplicando i suoi effetti, nulla vieta che può essere allargata o ristretta in base a determinate caratteristiche. Ripeto, noi lo chiamiamo sempre un po' figurativamente il famoso tagliando della legge, è un tagliando con il quale si dice attenzione, queste deroghe sviluppano troppo i famosi SUAP, tanto per non fare nome e cognome, con tutte queste aree a servizi fuori dal casino, che sono di ampi ettari che vanno via. Ripeto, se sono ettari dentro gli AUC sono tutto legittimi, però anche essi sono registrati comunque di è tutto, e l'importante è che ci sia una chiarezza nel linguaggio, un confronto e una condivisione delle informazioni. Adesso faccio presente che siamo ancora una volta, ringrazio l'organizzazione perché siamo a oltre 320 presenze, che aumenteranno, quindi ancora una volta la testimonianza dell'attenzione che hanno gli operatori del sistema e gli amministratori per questo ciclo di webinar. È la quinta puntata e ripeto ancora una volta che chi ha perso le puntate precedenti, come fosse il Rai Play o Mediaset Play, può andarsela a vedere sul sistema presente, su tutti i link presenti sul sito del sistema dell'IDT. Adesso il secondo intervento è la carta di copertura del suolo della Regione Veneto tra il 2007 e il 2020, l'intervento è a doppie mani fra Delio Brentan, ma do prima la parola al dottor Umberto Trivelloni. Spengo così il video. Buongiorno a tutti, grazie a Maurizio e in particolare grazie anche per i contenuti della relazione che ci ha illustrato il ingegnere De Gennaro appunto e anche la collega dottoressa Vinci di ARPA. Ho trovato molti spunti di interesse naturalmente e in particolare parlando di linguaggi che devono essere chiari e di diverse letture del territorio, io assieme naturalmente al collega Delio Brentan, che interverrà in coda al mio rapido intervento, intendiamo illustrare quello che è un metodo di lettura del territorio, di classificazione, passatemi il termine, del territorio, e ci atteniamo sostanzialmente a quelle che sono state le attività sviluppate da noi, dalla Regione, in materia di realizzazione e aggiornamento di questo tipo di cartografia tematica che è la carta di copertura del suolo. Vi chiedo un momento di pazienza mentre carico la presentazione.
Ecco, come vedete dal titolo, come ho anticipato, parliamo della carta di copertura del suolo della Regione tra il 2007 e il 2020. Abbiamo sentito prima dall'ingegnere De Gennaro come in realtà gli studi su questo tipo di cartografia tematica siano iniziati già alcuni decenni prima. Peraltro ha citato l'ingegnere anche un'interessante fase di studio e sviluppo condotta dal CISIS, dal Centro Interregionale per i Sistemi Informatici, Geografici e Statistici, di cui poi sentiremo parlare anche nell'ultimo, che è diventato penultimo intervento da parte di Pierpaolo Milan, che ci illustrerà i nuovi orizzonti progettuali che molto si collegano a quell'esperienza portata avanti poco più di 10 anni fa con la partecipazione di molte regioni. Venendo all'oggetto specifico di questa presentazione, parliamo, come anticipato, di una banca dati della relativa carta della copertura del suolo che la Regione ha prodotto a partire dal 2007, da rilievi eseguiti nell'anno 2007, con una serie di aggiornamenti che vedete indicati nel breve testo, sempre alla scala 1 a 10.000. Gli obiettivi generali sono quelli naturalmente di realizzare non tanto una banca dati in sé, una fotografia istantanea, ma piuttosto un metodo per l'aggiornamento di questa banca dati di copertura del suolo, in modo che sia replicabile. Questo perché naturalmente questo tipo di dati, come abbiamo compreso anche dalla presentazione della dottoressa Vinci che mi ha preceduto, devono poter essere confrontati anche in annualità diverse affinché possano costituire uno strumento utile di supporto alle decisioni e soprattutto utile per la formazione delle politiche del nostro ente, a supporto, come vedete nell'ultima riga, delle strategie di governo del territorio per l'appunto. Tutti i dataset prodotti nei diversi anni hanno delle caratteristiche omogenee, sostanzialmente analoghe, hanno una scala appunto pari a 1 a 10.000, un'area tematica minima di rilievo che è 1/4 di ettaro. La leggenda si articola su 5 livelli in linea con la nomenclatura con il land cover che tutti conosciamo. L'elaborazione viene effettuata tramite fotointerpretazione sostanzialmente, utilizzando le ortofoto oppure immagini satellitari. Poi chiaramente ne parleremo in seguito e specialmente il dottor Rinaldo ci farà vedere un po' di cose innovative riferite all'ultima edizione. La licenza è una licenza Open CC BY, il metadato è naturalmente conforme alle specifiche del repertorio nazionale dati territoriali. La prima produzione di cui parlo è quella dell'anno 2007, tra il 2007 e il 2009. Come potete leggere è stato sviluppato un programma per la realizzazione di questa banca dati di copertura del suolo, con elevati standard di accuratezza geometrica e tematica. Il programma era un programma realizzato attraverso il progetto GSE Land Urban Atlas, promosso e finanziato dalla Commissione Europea e dall'ESA. Quindi c'era un utilizzo di immagini satellitari integrate da una serie di altre informazioni tematiche anche ad elevata risoluzione. Chiaramente le aree indagate, specialmente con questi dati diciamo di supporto, sono quelle delle classi extraurbane, quindi le classi agricole, forestali, seminaturali, zone umide e corpi acquei. Si è poi provveduto qualche anno dopo a una duplice azione, da un lato quella della realizzazione della carta di copertura suolo 2007 Plus, così definita, dove viene apportato un approfondimento tematico, con particolare attenzione al territorio classificato in classe 1, quindi quelli che noi abbiamo definito territori modellati artificialmente. Questa costituisce sostanzialmente la base di partenza per tutti i successivi aggiornamenti. Sono state migliorate le descrizioni delle aree urbanizzate e in buona sostanza è stata migliorata il livello di dettaglio della classificazione, sia da un punto di vista geometrico che tematico. Infine sono state anche aggiunte 27 nuove classi, come potete leggere, rispetto alle 174 iniziali. Vedete anche alcuni esempi indicati in questa slide. Contestualmente si è anche proceduto a un primo aggiornamento della carta che è avvenuto appunto riferendosi alle ortofoto digitali prodotte da Agea nel 2012. All'epoca le ortofoto di Agea avevano ancora un pixel di 50 cm al suolo. Abbiamo qualche immagine che ci supporta su alcuni ragionamenti. Possiamo vedere 3 esempi di come la quantità di informazione associata a ciascun poligono è notevolmente migliorata passando dal Corin tradizionale, dove vedete un numero di poligoni su un territorio, sullo stesso territorio preso a campione, e con la produzione GS Land abbiamo un aumento importantissimo di ordine di grandezza del numero di poligoni classificati,
con la carta di copertura suolo 2007 Plus abbiamo un ulteriore aumento, un raddoppio dei poligoni totali. Quindi questo poi forse ipotizzo l'amico Simone Rinaldo potrà dirci quanti sono nell'ultima carta realizzata. Assieme ai miglioramenti in termini di incremento della informazione abbiamo anche dei miglioramenti geometrici, che è un aspetto molto importante naturalmente. La metodologia di lavoro adottata per la CCS Plus e per l'aggiornamento 2012 ha consentito l'integrazione di varie fonti informative, tra cui molto importanti i database geotopografici, oltre naturalmente ad altri elementi derivanti dalla carta tecnica, da aggiornamenti speditivi anche diciamo inseriti nel flusso amministrativo legato alla pianificazione urbanistica locale. Abbiamo delle immagini che sono abbastanza chiare, potendo disporre di dati ad elevata precisione come appunto i database topografici. Ovviamente è possibile integrare questo dato alla semplice interpretazione e rendere gli oggetti meglio definiti e di conseguenza meglio classificati. Un altro elemento che dicevo in precedenza è, a partire appunto dal 2012, dal CCS 2007 Plus, aggiornamento 2012, la leggenda è sostanzialmente stabilizzata, quindi vedete naturalmente un piccolissimo pezzo che è la parte iniziale. Si arriva per alcune classi al quinto livello e poi vedremo che la cosa interessante è che è abbastanza omogenea anche con quanto fatto da altre regioni, proprio in virtù di quelle attività comuni fatte dal CISIS alcuni anni fa. Questa tabella è veramente molto semplice, è soltanto un semplicissimo esempio. Abbiamo già visto prima, esistono vari metodi di confronto, di evoluzione tra anni diversi. Ovviamente anche la nostra carta, chiamiamola la nostra, insomma questo tipo di cartografia tematica, consente di fare operazioni di questo tipo. Una seconda fase, partita dal 2015 e che è ancora in corso, riguarda invece gli aggiornamenti in buona sostanza della classe 1, diciamo dei territori moderati artificialmente. Questa è stata eseguita sulla base del dato ortofoto AGEA con definizione di pixel di 20 cm di lato del 2015, allo stesso modo nel 2018 con caratteristiche analoghe, mentre invece nel 2020 accade una cosa nuova. Abbiamo pensato di cominciare a fare un aggiornamento che dovrebbe essere annuale. Aggiornamento annuale chiaramente non può essere realizzato sulla base delle ortofoto AGEA che hanno un rilascio triennale come molti di voi già sanno. Abbiamo pensato di farlo in maniera alternativa, tra virgolette speditiva, ma ce ne parlerà poi molto bene il dottor Rinaldo, utilizzando immagini satellitari che vedete qui indicate. Parliamo di spot 6 e 7 rilevate nell'estate 2020. Ecco, questo è un passaggio molto, a nostro modo di vedere, molto interessante. Ne parlerà anche Pierpaolo Milan e Silvano De Zorzi nell'intervento conclusivo, quindi l'ingresso massivo, diciamo, della fonte di informazione satellitare per questo tipo, e non soltanto, ma anche per questo tipo di indagine e osservazione del territorio. Qui abbiamo un piccolo esempio, non volevo, passatemi il termine, insomma, rubare il materiale ai relatori che seguiranno, però è alcuni benefici dell'aggiornamento speditivo annuale è la possibilità di monitorare anche dall'alto, diciamo da remoto, l'evoluzione di alcuni oggetti del territorio. Quello che vedete, quei poligoni che vedete evidenziati in rosso, sono nuovi capannoni. In buona sostanza li vedete abbastanza bene, possono essere riconosciuti facilmente sulle immagini appunto satellitari. Mi avvio alla conclusione per lasciare la postazione, insomma la parola all'amico Delio Brentan, e abbiamo accennato già prima anche nelle relazioni che mi hanno preceduto agli usi che questa banca dati può avere. Ce ne sono anche molti altri in realtà, sicuramente un quadro di riferimento informativo per le norme sul consumo di suolo, le due leggi 17 richiamate dalla legge De Gennaro, può essere molto utile per identificare elementi vulnerabili per molte pianificazioni legate al rischio. In particolare abbiamo fatto un importante lavoro per i piani legati alla direttiva alluvioni alcuni anni fa, dove è stata anche una situazione, come posso dire, di stress test per questo tipo di carta, perché il bacino padano comprende, interessa più regioni, e abbiamo visto come le carte di copertura suolo fossero, direi, prevalentemente uguali e conformi tra loro,
però esisteva qualche difficoltà, qualche difformità a livelli molto approfonditi di classificazione, quindi in classe 4, in classe 5. È stata un'occasione appunto per evidenziare e per cercare di sistemare questo tipo di differenze, di anomalie. Peraltro è stata questa attività per la direttiva Oliveni è stata anche presentata in più circostanze, se non ricordo male, in occasione di Assita nel 2014, anche presentato a livello internazionale dal dottor De Zorzi. Un altro possibile utilizzo di questa banca dati è l'eseguire analisi territoriali per la pianificazione su scala regionale, quindi in primis per il nostro piano territoriale regionale di coordinamento approvato nella scorsa estate, ma anche per altri piani di area vasta e di interesse regionale. Questo è molto importante. Se a questo proposito una pubblicazione che cito solamente meriterebbe molto più spazio, dei colleghi di Massimo Foccardi, Delio Brentan e Alberto Miotto, proprio perché questo tipo di informazione aiuta a confermare, a validare anche una funzione predittiva per le linee di sviluppo del territorio. È inoltre un'informazione di base utile anche per pianificazioni urbanistiche a scala locale e pianificazione di protezione civile e è una fonte importante di dati per indicatori utili al monitoraggio della pianificazione, attività attualmente in corso di perfezionamento, ma già molto evoluta e molto interessante, condotta da alcuni colleghi della direzione a cui appartengo. In conseguenza di questa varietà e diciamo ricchezza di possibili utilizzi, abbiamo anche un conseguente volume di traffico dei dati. Vedete il numero di utenti giornalieri per l'utilizzo dei servizi UMS e UFS di tra 30 e 40, il numero di download è di 100 download al giorno, con i vari tagli per comune e provincia, il peso di circa 1 gigabyte espresso come shapefile. Ora, inutile fare i calcoli, insomma, così sono molto semplici, parliamo di diverse migliaia di collegamenti tramite di richiami di servizio oppure di download all'anno. È uno dei dati più utilizzati proprio in virtù del fatto che ha una copertura totale del territorio regionale. Io ho concluso in questo modo, sempre con la solita slide dove c'è l'indirizzo di riferimento a cui potete inviarci le vostre osservazioni, richieste e tutto quello che ritenete opportuno. E vi chiedo scusa, disattiviamo la connessione e lascio la postazione al collega Delio Brentan. Buongiorno a tutti, io sarò molto breve nella mia presentazione perché ovviamente voglio lasciare spazio anche ai colleghi e amici che seguono. Volevo farvi soltanto vedere come anche in questo caso la nostra infrastruttura dati possa essere utile a definire e a realizzare tutta una serie di calcoli e indicatori, ma anche soltanto per visualizzare quello che il collega Umberto vi ha detto nella sua presentazione. Quindi io vado a condividere uno dei portali che diciamo, ho realizzato proprio poco fa per farvi vedere le varie differenze tra le varie carte di copertura suolo. Chiedo al collega Umberto se si vede. Sì, vedo di sì. Benissimo, allora questo è il portale di cui vi parlavo all'inizio nel primo o nel secondo webinar. C'è il portale a mappa doppia, ottimo per appunto fare un confronto in termini anche visivi delle diverse edizioni della carta di copertura del suolo. Vi chiedo scusa in anticipo ovviamente perché la rete qui all'interno non è molto veloce, siamo anche in streaming, però quello che volevo farvi notare è questo. Sul portale nella vostra sinistra abbiamo caricato l'aggiornamento della carta di copertura del suolo al 2018, mentre sulla mappa alla vostra destra abbiamo caricato ovviamente l'aggiornamento al 2015, facendo ovviamente tutta una serie di zoom su aree particolari del territorio. Si potrà notare come, un attimo di tempo che si sta aggiornando il sistema, si potrà notare come vengano evidenziate le differenze tra le due cartografie.
ne carichiamo, ecco, si sta già caricando quella a sinistra e anche quella a destra. Ovviamente adesso andando a cercare le differenze si può vedere come il territorio è cambiato nel corso del tempo. Ovviamente anche in questo caso, e rispondo già a una persona che ha fatto una domanda prima, c'è la leggenda della carta con i vari livelli, quindi siamo livello 1, livello 2, livello 3 e come vi diceva il collega Umberto arriviamo fino al livello 4, in alcuni casi anche al livello 5. Quindi andiamo a vedere addirittura, soprattutto nella parte dell'urbano, ci spingiamo fino al massimo livello della carta Corinna. Anche in questo caso è possibile mettere una trasparenza, un'opacità della carta e confrontarla con tutte le basi informative a nostra disposizione. In questo caso possiamo fare direttamente con la carta del 2018. Questo cosa vuol dire? Vuol dire che io confronto la carta di copertura del suolo del 2018 con la relativa ortofoto del 2018 da cui è stata tratta e realizzata. Come potete vedere anche a sinistra, anche a destra è possibile fare la stessa cosa, aumentando e diminuendo ovviamente il livello di opacità, ma soprattutto, cosa molto importante, scegliendo una base diversa, che è quella in questo caso del 2015, per vedere i vari confronti. Come vi spiegavo all'inizio, la cartografia si muove in maniera simultanea a destra e a sinistra. Ora lascio poi a voi da casa fare tutti i vari test per vedere com'è stata fatta l'evoluzione del territorio. Vediamo un attimo se riusciamo a inquadrare al volo soltanto, spengo un secondo le due cartografie per vedere, scusate, spegniamo un attimo le cartografie per trovare una parte del territorio un po' più conosciuta, che è questa qui della Pedemontana. Come potete vedere, già nell'ortofoto ovviamente si intravede il percorso della superstrada veneta, a sinistra 2018 c'è già, a destra 2015 no. E anche questo è segnalato ovviamente, se scendiamo di livello di zoom, eccoci qua, anche questo è segnalato dalla nostra carta di copertura del suolo. Soltanto per farvi vedere che ovviamente sono tutti tematismi che vengono inseriti, vedete qui il lavoro, qui si interrompe, nella mia destra si interrompe la pedemontana, la mia sinistra la pedemontana continua. Ultimo esempio che volevo farvi notare per evidenziare come sia utile questo strumento è appunto il fatto che ovviamente c'è anche la carta del 2012 e del 2015 che si possono confrontare assieme, ma anche questo lascio a voi la possibilità di farlo. Per ultimo, prima di passare di nuovo la parola all'ingegnere De Gennaro per passare poi al collega Rinaldo, è questo qui. Questo è il file estratto dalla carta di copertura del suolo all'anno 2012. Questo è un test che abbiamo fatto appunto per i colleghi della direzione di pianificazione. Questi sono gli edifici del Veneto. Quindi se io faccio uno zoom posso vedere come il Veneto venga riempito appunto di questi che sono derivati dalla carta di copertura del suolo, non dalla carta tecnica regionale in questo caso, ma dalla carta di copertura del suolo, soltanto il livello di edifici. Anche in questo caso, anzi scusate, la classe 1, non degli edifici, la classe 1, quindi qui dentro vengono ricomprese anche le strade, e questo è un ottimo livello informativo di base per appunto tutto quello che può riguardare la pianificazione territoriale, ma non solo. Adesso tolgo la condivisione dello schermo e torno online. Volevo soltanto ringraziare di nuovo l'ingegnere De Gennaro per la collaborazione anche a questo webinar e lascio a lui la parola. Vi ricordo e vi ringrazio ancora perché siamo più di 330 iscritti, che potete fare in chat le domande. Ce n'era una a cui non ho risposto, scusami Maurizio. Durante il download della carta di copertura è possibile scaricare anche il file SLD, che è il file di vestizione.
SLD perché il nostro sistema, come già vi accennavo, è un sistema che lavora in piattaforma open source e quindi utilizza quella tipologia di file per le leggende. Vi ringrazio, spengo un attimo il microfono e la web. Allora, in questa saga di ringraziamenti ringrazio anch'io il dottor Trivellone e il dottor Delio, miei ex collaboratori fino a un mese scorso. Una piccola riflessione prima di dare la parola a Simone Rinaldo. Trivelloni nella sua introduzione ha detto giustamente che è una cosa vecchia da CISIS, la carta. Bene, negli anni 80 e 90, quando si parlava di copertura del suolo, c'erano sempre di carte tematiche, c'erano due linguaggi, copertura del suolo e uso del suolo. Adesso i dati con quali si muovevano, ricordo che nel CISIS le regioni proattive di questo tipo di attività erano Piemonte, Umbria e Veneto, sono sempre state queste tre le regioni che di punta. E beh, ci muovevamo su degli elementi veramente pionieristici. Le foto aeree, ricordiamo in quell'epoca lì, le foto aeree erano violentate dall'obliterazione dei militari, giustamente perché rispettavano la legge 1732, e quindi veramente ci si muoveva a spizzica e bocconi, come si usa dire impropriamente. Adesso invece, come ha detto Umberto, come ha detto anche Delio, gli strumenti, vuoi AGEA, vuoi le scene satellitari, via dicendo, dal Corin in poi si è avuto una grossa evoluzione. E la carta ha avuto delle sue gestioni, dei suoi respiri, e siamo arrivati a degli elementi di eccellenza per avere questo elemento qui. Ma tutto questo è ammantato, questo è importantissimo, è ammantato non più di copertura e uso suolo. Non voglio fare nessun torto ai pianificatori. Però quando dico che la copertura e l'uso del suolo erano dei dati che servivano agli urbanistica per sapere come poter espandere la città, come poter occupare il territorio. Invece adesso, da 10 anni a questa parte, come abbiamo detto, come Ispra Bastona, giustamente, come giustamente APA fa, e noi con la legge 14, lei 14 abbiamo fatto, adesso c'è una nuova coscienza, c'è la coscienza ambientale dell'uso del suolo. Quando si parla di copertura e uso, francamente non si parla più di copertura e uso, ma si parla di consumo. È importantissimo parlare di consumo di suolo. E prima erano le cartografie prioritarie, tematiche, ripeto ancora una volta, copertura e uso, che disciplinavano quello che venivano registrati alla lettura. Adesso invece il consumo di suolo, che si arriverà allo zero, per tappe, per step, ma piano piano ci stiamo avvicinando e la legge sta esplicando i suoi effetti e coscientemente abbiamo visto come si sta riuscendo. Ripeto, è una nuova coscienza con caratteristiche ambientali che ovviamente sta impattando fortemente sul sistema della pianificazione. Per fare queste cartografie qui la Regione del Veneto non le fa ma le governa, le discipline attraverso una serie di disciplinari, di gare d'appalto, le ditte lo fanno e seguono su quello che fa la Regione. E fra queste ditte c'è la Corvallis, che ha lavorato per noi, ovviamente facendo regolarmente degli appalti, e do la parola a questo punto proprio il ruolo, l'importanza, il settore che è quello che più si espone perché deve comunque essere sempre al passo di quello dell'innovazione tecnologica. Do la parola adesso al dottor Simone Rinaldo per le tecniche innovative e la realizzazione delle banche dati della copertura del suolo. Chiudo. Grazie Maurizio. E chiedo conferma se si vede la presentazione, suppongo di sì. Buongiorno, intanto io sono Simone Rinaldo di Corvallis, qui rappresento Corvallis. Si vede benissimo, grazie. Bene, bene. E volevo innanzitutto ringraziare Umberto Trivelloni e tutto il suo gruppo di lavoro per l'invito. Devo dire che fa sempre piacere avere la possibilità di presentare quello che si fa. E come anticipava anche l'ingegner De Gennaro, credo che sia la prima volta in questo ciclo di seminari che ci sia la rappresentanza del mondo del privato e quindi spero di contribuire alla discussione dal punto di vista della produzione del dato. E come vedete l'oggetto della presentazione è un servizio di aggiornamento all'anno 2020 della banca dati di copertura del suolo della Regione Veneto relativamente solo ai territori modellati artificialmente. Quindi il nostro lavoro, che è un lavoro di telerilevamento, è circoscritto
ridotto solamente alla mappatura dell'interfaccia tra l'urbanizzato e qualcos'altro, che abbiamo cercato di farlo nel modo più oggettivo possibile. Qualsiasi forma di variazione territoriale, di copertura e uso del suolo che riguarda altre interfacce, che ne so, tra bosco e seminativo, qui non veniva mappato perché non era oggetto del servizio. E la struttura della presentazione, come vedete, è abbastanza articolata, tocca tutti gli aspetti del servizio e il contesto in cui si inserisce. Però vorrei soffermarmi soprattutto sui temi più innovativi, che anticipo non risiedono tanto sulla metodologia quanto sull'uso delle fonti utilizzate. E vorrei concludere poi con alcuni elementi di discussione. Come anticipava Maurizio, ormai ci si conosce da tanto, che il gruppo che si occupa di dati geografici all'interno di Corvallis attualmente è molto circoscritto. Nel corso degli anni purtroppo si è ridotto, però i pochi superstiti diciamo che lavorano assieme ormai da quasi 20 anni. E mi preme sottolineare la nostra esperienza sul mondo della cartografia tematica e sul mondo dei database topografici, perché riteniamo che ci siano alcuni elementi che vadano approfonditi per valutare delle integrazioni. Per chi volesse approfondire, lascio i riferimenti al nostro sito, dentro alla sezione Geodata. Ed entriamo in merito al lavoro, alcuni elementi del progetto. I lavori sono iniziati, come vedete, il 9 di novembre e sono terminati poco prima di Natale. Sono durati 46 giorni solari ed è un elemento che voglio mettere alla vostra attenzione, perché la rapidità con cui è stata fatta l'esecuzione del servizio va in qualche modo considerata, nel senso che la Regione Veneto è vero che parte da un impianto molto buono, solido, può bandire un servizio per aggiornare tutto l'urbanizzato, quindi si parla di un territorio di 1.800.000 ettari in 46 giorni solari, che devo dire è un tempo molto ridotto. Vi presento gli esecutori materiali del lavoro, cioè chi vi parla, e i colleghi Fabio e Diego, devo dire che a cui fa tutto il merito o l'eventuale demerito dei risultati raggiunti, e le persone con cui abbiamo collaborato in regione, che vabbè, tutti le conoscete, però mi preme sottolineare il fatto che ci sia stato un confronto molto stimolante, sia dalla parte quando abbiamo dovuto decidere quali immagini adottare, che anche qualche scelta metodologica. Tornando all'elemento della rapidità dell'esecuzione, aggiungo il fatto che in quei 46 giorni solari hanno lavorato praticamente 3 persone e non tutte al 100%. Qui è vero che le definizioni sono molto importanti per fare chiarezza su quanto detto prima. Già ne ha parlato l'ingegnere De Gennaro, la collega, la dottoressa Vinci di ARPA, quindi io, non essendo un teorico dell'end use, land cover, andrei via piuttosto velocemente, però vorrei ribadire quello che la carta di copertura del suolo non è, cioè non è uno strumento di monitoraggio del soil sealing, dell'impermeabilizzazione. Per questo lo fa molto meglio di noi l'ARPA, però è uno strumento molto prezioso per
per l'analisi di tutte le variazioni che possono succedere, non solo legate al sealing, poiché banalmente anche nella definizione delle classi dell'urbanizzato esse stesse prevedono delle percentuali di aree verdi anche elevate, per cui impermeabili all'acqua. Questa un po' di teoria sul fatto della scala di rappresentazione, che era molto chiara nell'ambito della cartografia tradizionale, e qui parlando di cartografia digitale il concetto di scala di rappresentazione viene veicolato sulla scala di riferimento, che viene definita con il livello tematico, quindi come è strutturata la leggenda, quante classi ci sono, la densità informativa, quindi la grandezza degli oggetti mappati, e la precisione e l'accuratezza geometrica. Ovviamente sono concetti che vanno correlati tra loro. Noi stiamo parlando di un 10.000, ha un dettaglio automatico di, mi sembra, più di 100-170 classi, e un'unità minima che è di 0,25 ettari e un'unità minima di cambiamento di 0,16 ettari. Per quanto riguarda la precisione geometrica stiamo parlando di un 10.000. Materiali utilizzati. I dati principali sono stati la precedente carta di copertura del suolo, che era del 2018, e le immagini satellitari SPOT 6 e 7, che questa è un'idea di Regione Veneto di valutare se con questo tipo di dati è possibile ottenere dei risultati accettabili, diciamo. Questa è la leggenda di riferimento, che immagino parecchi di voi conoscano. Quindi queste sono tutte le classi riconducibili all'urbanizzato, e come vedete anche c'è una struttura con il Lancover fino al terzo livello e un approfondimento al quarto e quinto, che è tipico questo di Regione Veneto. Metadatazione delle immagini spot. Questa ci tenevo a far vedere che i produttori delle immagini già te la danno con dei preprocessamenti già fatti, quindi arrivano già ortorettificate e corrette dal punto di vista radiometrico. Un altro elemento della metadatazione, in cui contrariamente a quanto succedeva 10 anni, 20 anni fa, le immagini vengono preprocessate, per cui il valore che si legge nel pixel non è più il digital number originale, ma già trasformano quel valore in radianza al top dell'atmosfera, e quindi sono immagini come dire, radiometricamente corrette, che possono essere confrontate tra loro anche in termini diacronici. Questa è tutta la copertura del Veneto con un'immagine spot 6 e spot 7 in una sintesi di veri colori, e qui aggiungo un terzo elemento che mi preme porre alla vostra attenzione, che dopo la rapidità di esecuzione, il numero esiguo di risorse che ci hanno lavorato, possiamo dire che già a settembre di ogni anno possiamo avere l'intera copertura regionale, come vedete qua, in cui le nubi coprono percentuali molto, molto basse. Tra l'altro, come anticipava Silvano una settimana fa, queste zone che vi mostro qui, coperte da nubi, possono essere
recuperate attingendo informazioni da altre immagini. E quindi il terzo elemento è anche il fatto che si può avere la copertura totale e i costi di queste immagini sono, diciamo, compatibili con un bilancio regionale. Ora non dico la cifra, ma siamo su meno di meno di €1 a chilometri quadrati. Sfortunatamente ad oggi non si riesce a fare la stessa cosa con prodotti open perché le risoluzioni spaziali sono ancora troppo degradate, diciamo, troppo grandi, il pixel al suolo è troppo grande. Stessa roba in falsi colori, quindi si evidenzia la vegetazione attingendo la banda 4, che è dell'infrarosso vicino, e cosa molto importante, i dati spot hanno una banda pancromatica ad 1,5 metri. Questa è l'immancabile immagine di Venezia, questa è la banda multispettrale, quindi siamo a 6 metri. Questa è il pancromatico e questa è la versione pan-sharpened in cui si fondono le immagini prendendo la geometria che è il pan-sharpened, che è a 1,5 metri, e la radiometria, diciamo il colore, dal multispettrale. Questo ovviamente è il Prato della Valle ad una scala ovviamente che va oltre le capacità rappresentative delle immagini, a cui viene associato il pancromatico e vengono fuse. Anche qui l'immancabile magazzino Amazon, e come si può vedere dal satellite. Come anticipavo, dal punto di vista della produzione, la carta è stata fatta con tradizionali operazioni di fotointerpretazione a video. Ovviamente qua ci si può spingere sugli aspetti innovativi legati alle classificazioni automatiche, possibilmente di tipo object oriented, che permetterebbe di velocizzare ulteriormente i tempi di realizzazione, però personalmente credo che in una situazione del genere la fotointerpretazione va benissimo e non porta particolari aggravi di tempi realizzativi. Poi la validazione. Ovviamente sono state fatte una serie di controlli a posteriori sulla geometria, fatto che la banca dati deve essere pulita, priva di errori. È stata verificata la struttura topologica e geometrica e verificato il tracciato record. Devo dire che ormai si lavora con dei DB, quindi i codici sono già precodificati, la struttura pure. E un altro elemento di innovatività che abbiamo introdotto è stato l'utilizzo del GeoML Validator. Perché l'abbiamo fatto? Perché noi lavoriamo essenzialmente in ambiente Esri e quindi facciamo tutti i nostri controlli lì dentro, che è un modo di gestire il dato abbastanza evoluto. Poi ci siamo accorti, tra l'altro su segnalazioni proprio dei colleghi di Regione Veneto, che cambiando ambiente, andando nel mondo open, QGIS, PostGIS, si rilevavano degli errori di natura topologica che noi non avevamo. Quindi bisognava cercare di validare la banca dati con strumenti che fossero più, come dire, che andassero ad indagare in maniera più dettagliata la struttura del dato. E quindi abbiamo adottato il GeoML Validator sulla copertura. E come vedete, ad esempio, questa parte qua
questa rilevazione di 16 geometrie non semplici in ArcGIS non si vedono, in QGIS ti dà un errore. E ora, grazie al validetto, questa cosa è stata risolta. Alcuni risultati. Questa è l'immagine, un ortofoto a 20 cm del 18. Questo è il PanSharped satellitare del 2020 e queste sono le variazioni che sono visibili intanto. Vedete che qua c'erano dei cantieri che poi sono diventati edifici. Anche qui la carta del 18 sovrapposta all'ortofoto del 18, vedete che ci stanno qui due elementi che andranno a variare, in cui si possono vedere che sono state portati a termine dei cantieri. Altri due elementi che volevo farvi vedere è che la carta, notate come sia molto precisa la restituzione di questa strada rispetto ai limiti esterni dell'urbanizzato. Questo perché è stata fatta nelle precedenti versioni un'integrazione con la viabilità del database. Vedete anche che in questo caso l'edificio non era stato mappato nelle precedenti versioni e al fine di non introdurre una variazione che non c'è stata nel periodo, okay, si è preferito mantenere l'errore e non mappare un oggetto che non si è creato nell'arco temporale di riferimento. Scusate. Altro esempio, sempre banca dati 2018 su ortofoto 2018 in cui si evidenzia qui un grosso intervento che mi sembra ancora un cantiere, e tutto questo fa vedere come siano visibili da satellite questo tipo di informazioni. Questo è un intervento di tipo provvisorio, c'è un cantiere che poi si costruisce la strada. Nel momento in cui finirà il cantiere verrà mappato questo elemento e questa strada, questa parte del cantiere probabilmente verrà ripristinata e tornerà ad essere un seminativo, suppongo. Questo credo sia l'ultimo esempio, no, ce n'è ancora un altro. Anche qui per fare vedere come sia visibile da satellite questo tipo di variazione. Alcuni risultati già anticipati da Maurizio, sono state confrontate le variazioni dal 2020 al 2018 rispetto all'urbanizzato solamente, e ribadisco, come vedete c'è stato un aumento di 800 ettari di urbanizzato in senso lato e una perdita di quasi altrettanto di territorio coperto da seminativi o di aree naturali per 12 ettari. Approfondendo il livello di dettaglio al secondo livello della leggenda Corinne si possono vedere come l'aumento sia soprattutto di tipo residenziale e non di infrastrutture industriali. Qui è interessante vedere come gli ettari che prima erano cantieri ora non lo sono più, quindi c'è stata una perdita della classe cantieri, che di fatto è una classe transitoria che probabilmente è andata in altre classi dell'urbanizzato. E poi è abbastanza curioso questa diminuzione della superficie degli aeroporti, che ci ha fatto un po' incuriosire. Se andate a vedere, effettivamente c'è una caserma che sta a Vicenza, quella molto grande, e in cui c'era un aeroporto militare che stanno facendo dei lavori, mi sa che era
un parco, un capannone, insomma. E comunque è reale. Questa è un'analisi diacronica che ci siamo divertiti a mettere assieme l'urbanizzato dal 2007 al 2020. Come vedete la tendenza della curva tende un po' a diminuire il tasso di crescita e il maggior incremento si è verificato dal 2007 al 2012, ora si è rallentato, il più basso è questo biennio, secondo me per il fatto che è un biennio e mentre prima era ogni 3 anni, quindi manca un anno, e credo che il lockdown Covid abbia anche delle ripercussioni sul dinamismo del territorio. E l'analisi diacronica al terzo livello, sempre dal 2007 al 2020, in cui quasi tutte le classi dell'urbanizzato tendono a crescere, tranne quella dei cantieri che hanno una sorta di variabilità proprio per la transitorietà della natura della classe. Alcune considerazioni finali che piacerebbe che fossero degli elementi di discussione. Intanto sono, devo dire, delle domande abbastanza che hanno un'accezione retorica. La carta di copertura del suolo è un dato utile? Allora, mettendosi dalla prospettiva del gestore, io credo che fornire un dato affidabile, accurato geometricamente, dal punto di vista tematico e topologicamente corretto sia un elemento che dà valore all'ente stesso in uno dei propri servizi. E nella prospettiva dell'utente avere un'informazione di questo tipo con un aggiornamento così cadenzato sia effettivamente utile. E la domanda principale di questa mia sessione è proprio questa: la carta del suolo è aggiornabile da satellite? Mi sembra che lo sia, cioè nel senso un 10.000 è aggiornabile da satellite con quel tipo di immagini che abbiamo visto, che consentono di avere un buon equilibrio tra il costo e la risoluzione spaziale. Se è aggiornabile la classe 1, lo è ancora di più la classe 2, 3, 4 e 5, perché lì si può lavorare con le bande dell'infrarosso che ti danno delle informazioni maggiori. Ovviamente col tipo di leggenda che c'ha la Regione Veneto così articolata servono anche altre fonti informative, ovviamente, perché che ne so, una nuova scuola non è facilmente distinguibile da che ne so, un altro tipo di struttura simile dall'alto, quindi altre fonti informative anche di tipo non convenzionale, come potrebbe essere il solito Google, Street View, potrebbe essere utile. Poi questa, che è più per specialisti, ci si è resi conto che l'approccio della GeoML, non solo in termini di validazione ma anche di catalogo, ovvero creare un file di specifico, scusate il gioco di parole, per la cartografia di copertura del suolo, potrebbe essere interessante a livello nazionale, cioè fare in modo che analogamente a quanto c'è per i geodatabase, per le mappe di copertura del suolo ci sia un modello di riferimento, sia come specifiche che come sequenza di validazione, che sarebbe a tutto vantaggio dell'interoperabilità tra le regioni e tra altri enti territoriali. E questa è l'ultima, in cui ovviamente noi siamo anche un po' al di fuori dalle dinamiche che ci stanno tra enti produttori di dati, e volevo confrontare, ma è una sorta di gioco,
una carta di copertura del suolo con un geodatabase topografica, considerando i costi di produzione, i tempi di produzione, il dettaglio, i criteri di mappatura e soprattutto gli ambiti applicativi. Per far sì che emerga che sono due elementi che ovviamente il geodatabase è un dato molto complesso, molto ricco, però anche difficile da utilizzare. Ovviamente la carta di copertura del suolo molto più semplice, alla portata anche di competenze non specifiche, che però ovviamente c'è anche dei limiti applicativi. E lascio là senza commentarla, magari lo faremo assieme o lo farà Umberto, chi mi precederà tra poco. E vi ringrazio, spero di essere stato nei tempi. Ringrazio il dottor Simone Rinaldo per la sua esposizione, per il suo intervento con il quale si è illustrato specificatamente il ruolo che giocano le nuove tecnologie, l'impatto che hanno avuto e hanno le nuove tecnologie su questo tipo di tematica, sull'utilizzo dei dati territoriali. E la sua dettagliata, ancorché sommariamente, rappresentazione di tutte le analisi diacroniche tra tutte le classi ai livelli della carta del Greenland Cover, tutte le varie classi sono un sistema di dati, di conoscenza importante e fondamentale, ribadisco ancora una volta, per il potere delle scelte di coloro che devono poi governare questo tipo di informazioni. Noi forniamo informazioni, le ditte fanno l'informazione, le ditte fanno formazione. È importantissimo anche, e lui poneva delle domande, poi alla fine le prospettive tra l'ente gestore e utente, e il sistema politico che poi deve assolutamente fare di queste scelte qui. Ed è importante, e per questo sono convinto della bontà della scelta del dottor Tirlone e dell'architetto Sissi di aver inserito anche il ruolo delle imprese, l'importanza che la Regione del Veneto ha sempre avuto nel sistema delle imprese, perché ognuno fa la propria formazione. Questa, diciamo che il progetto che è stato presentato oggi è una formazione sul campo di quello che poi effettivamente uno progetta, via via revisiona e poi per portare a delle conclusioni. L'importante è che ci sia sempre un confronto e una condivisione su questi tipi di tecnologie che non possono che portare bene. Quindi ringrazio il dottor Rinaldo e do adesso la parola al penultimo intervento in programma oggi. Il relatore è il Pierpaolo Milan, che dalla lontanissima Brunico, quindi è fuori regione, lui credo che sia in zona rossa, noi siamo ancora in arancione, e parlerà adesso del progetto interregionale del CISIS, il Centro Interregionale di Informazioni Statistiche e Informatiche, sui database di copertura e uso del suolo. Do la parola a Pierpaolo. Buongiorno a tutti, grazie Ingegner De Gennaro. Prima di iniziare con la mia presentazione, però, rispondo subito al volo a una domanda che ho visto in chat di Roberto Rossi relativamente agli strumenti GeoML, domandava specificamente del validator. Due parole, magari riprenderemo il discorso in occasione dell'ultimo incontro che affronta proprio il tema di database topografici, che è quello del 31 di marzo. E la metodologia GeoML è una metodologia messa a punto dal Politecnico di Milano su incarico del CISIS, quindi delle regioni, sostanzialmente per creare modelli concettuali e validare i dati prodotti dagli strumenti di realizzazione dei modelli concettuali per i database topografici, che chiaramente vale anche per qualunque altro tipo di base dati geografica. Sostanzialmente GeoML Catalog è uno strumento che definisce a livello concettuale il modello dati con una produzione poi automatica dei modelli implementativi, Shape, PostGIS, Oracle, e i dati prodotti secondo quello schema concettuale vengono validati automaticamente dal GeoML Validator, che carica la specifica concettuale, carica i dati prodotti secondo quella specifica e li valida automaticamente. Questi strumenti sono a disposizione di tutti, non solo delle pubbliche amministrazioni, ma anche dei privati, e mi fa piacere vedere che vengono proficuamente utilizzati. E basta andare sul sito del CISIS, nell'area geografica c'è un link apposito che dà anche una descrizione di massima della metodologia e permette lo scaricamento degli strumenti.
Tra l'altro a breve, in accordo con il Politecnico, il CISIS e quindi le regioni hanno deciso di liberalizzare completamente gli strumenti, mettendo in codice aperto i sorgenti che verranno pubblicati sullo apposito spazio dedicato agli sviluppatori di Agid. Questa è una cosa che verrà fatta a breve, ma già fin d'ora chi volesse può scaricare gli strumenti. L'altro passo riguarda più un'operazione poi di ulteriore sviluppo degli strumenti che verrà resa appunto disponibile a tutta la comunità. Bene, adesso invece vado con la presentazione. Condivido lo schermo, un attimo solo. Datemi conferma della visualizzazione della presentazione. Sì? Ok, procedo. Il progetto che vado a presentarvi è Strumenti per una governance condivisa dei processi gestionali e applicativi delle basi dati di copertura e uso suolo regionali. Il progetto, come già fatto presente da Ingegner Gennaro e da dottor Trivelloni, è un progetto sviluppato dalla CISIS, che è il Centro Interregionale per i Sistemi Informatici, Statistici e Geografici, che è organo tecnico della Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome, che ha proprio una funzione di raccordo tra le regioni e le province autonome e la pubblica amministrazione centrale e gli enti locali. In questa presentazione sintetizzo sostanzialmente gli obiettivi, le modalità di attuazione, le risorse che sono state messe in atto per realizzare questo progetto. Progetto che è in continuità con le strategie progettuali dell'area geografica del CISIS, il cui scopo è quello proprio di valorizzare il patrimonio geografico delle regioni in accordo e sinergia con gli enti locali e con la pubblica amministrazione centrale, è compito istituzionale del CISIS. Questo piano attuativo, che ha portato poi alla definizione del progetto, è frutto di una serie di incontri, in particolare 3 web conference in questo periodo di pandemia, così abbiamo scelto di fare, 3 web conference monografiche organizzate dal CISIS durante l'anno scorso. Questi sono i titoli, vedete l'illustrazione dello stato dell'arte delle produzioni regionali di database di copertura e uso suolo, il framework Eagle, di cui dopo parleremo, e l'impiego delle tecnologie satellitari nei flussi di formazione, aggiornamento e utilizzo applicativo dei database di copertura e uso del suolo. L'interesse dimostrato dalle regioni e dalle province autonome e le competenze che abbiamo riscontrato in queste occasioni ci hanno spinto quindi a procedere nella direzione di una nuova progettazione interregionale che si svilupperà sostanzialmente quest'anno e l'anno prossimo. Il tema della realizzazione e gestione di questo tipo di basi di dati, come avete già sentito più volte questa mattina, è un'antica tradizione del CIS. Chiaramente crescenti fabbisogni informativi, aumentate esigenze applicative che sono esplose in questi anni, come la grande partecipazione a questi webinar testimonia, e chiaramente richiede di individuare nuovi percorsi metodologici che sfruttino proprio le nuove tecnologie o comunque le tecnologie che fino ad ora non sono state utilizzate in questi anni. La convergenza dei modelli dati impiegati per la gestione dell'informazione geografica ci consente anche poi di fare delle economie di scala, prendo proprio spunto da quanto ci ha fatto vedere alla fine Simone Rinaldo di Corvallis, proprio in relazione alla gestione, alla formazione e alla manutenzione delle basi di dati geografiche afferenti alla copertura del suolo e le forti interrelazione e contiguità che ha con i database geotopografici, proprio sugli aspetti legati alle fonti, abbiamo visto, ma di questo, come vi dicevo, parleremo più approfonditamente nell'appuntamento del 31 di marzo, che è l'ultimo in cui faremo anche un po' di sintesi
relativamente all'informazione geografica, così come è stata raccontata in questo percorso di webinar. Altresì è anche necessario confrontarsi con le iniziative nazionali e sovranazionali in materia. Si è citato più volte giustamente ISPRA, che è l'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale, che è un nostro riferimento partner. A riguardo, tra l'altro, proprio l'interesse significativo riguarda l'attività del gruppo Eagle. Il gruppo Eagle opera nell'ambito del programma Copernicus e ha come obiettivo la definizione di una metodologia concettuale per classificare e archiviare le informazioni di uso e copertura del suolo. Si propone poi come framework proprio per i diversi prodotti gestiti da Copernicus. Qua ho citato i principali, Corinne, Landcover, noto a tutti, Aerial Solution Layers e Urban Atlas. Pertanto, quanto detto fino ad ora ci fa capire come sia fondamentale per la formazione e la gestione delle basi di dati di copertura e uso suolo un confronto serrato con le nuove tecnologie. Nuove tecnologie che non riguardano solo l'Earth Observation, che abbiamo sentito più volte nominare questa mattina, ma anche il Big Data e il Machine Learning, e chiaramente affiancheranno quelle che sono tecnologie più tradizionali che sono fino ad oggi state adottate e impiegate per la produzione di queste basi di dati. Questo progetto chiaramente è in linea con le attività progettuali interregionali e si propone di valorizzare il patrimonio geografico delle regioni e delle province autonome. L'obiettivo è di omogeneizzarlo, svilupparlo, diffonderlo e soprattutto rispondere ai fabbisogni informativi delle azioni pianificatorie e programmatorie necessarie alla governance e alla valutazione delle politiche pubbliche. Questo è lo scopo principale. Chiaramente tutto ciò è in stretta connessione con gli specifici obiettivi di sviluppo sostenibile, e qui non si può che non citare l'Agenda 2030, ma anche le iniziative sovranazionali in ambito europeo, il Green Deal, di cui molto si parla in questo periodo, giustamente. Le attività che vado a descrivere rapidamente adesso e sviluppate all'interno di questo progetto hanno lo scopo proprio di mettere a punto delle metodologie e di impiegare strumenti che permettano di attuare una governance condivisa dei processi gestionali applicativi, realizzando anche delle sperimentazioni sulla base di alcune esperienze di regioni come il Veneto, ma anche altre, che stanno già operando percorsi innovativi in questi temi. E soprattutto l'idea è quella di mettere a disposizione dei casi d'uso che permettano poi di dimostrare l'efficacia e la valenza di quelli che saranno gli output progettuali. Ad oggi le regioni e le province autonome che hanno aderito al progetto, formalmente aderito, sono la Valle d'Aosta, il Piemonte, la Lombardia, il Veneto, la provincia di Trento, Friuli Venezia Giulia, Umbria e Sardegna. E vista l'ampia partecipazione nelle fasi preprogettuali, stiamo attendendo altre adesioni e comunque il progetto è stato pensato per poter essere anche adottato in corsa da chi volesse e si rendesse conto dell'importanza dei risultati che ci proponiamo di ottenere e conseguire. Questo è un semplice piano delle attività che è stato diviso in linee di attività, vedete sul biennio. Vedete i nomi sono in inglese non per un vezzo chiaramente, ma perché, come abbiamo già visto nel webinar del 24 febbraio scorso, trattandosi di un progetto interregionale, quindi nazionale, la relazione con i partner europei sia a livello tecnico che organizzativo che gestionale è fondamentale, e quindi l'importante è che almeno sui grandi obiettivi ci si intenda anche nei nomi da dare alle cose. Descrivo rapidamente le linee. Chiaramente c'è una linea definita START che prevede sostanzialmente l'avvio delle attività di pianificazione esecutiva, con la focalizzazione dei punti chiavi del progetto e degli obiettivi che si vogliono conseguire. Le modalità saranno le stesse che sono state usate per la fase pre-progettuale, quindi di confronto con i soggetti che hanno aderito all'iniziativa. Quindi i tecnici regionali che hanno poi ritenuto importante, voglio dire, attuare questa linea progettuale.
I referenti tecnici dei soggetti, delle regioni, delle province autonome che hanno aderito all'iniziativa andranno a costituire proprio il comitato interregionale di progetto, che avrà una valenza anche di supervisione e di gestione del progetto. La prima linea operativa è il repository. Il repository prevede la costruzione appunto di un archivio interregionale della documentazione sui database di copertura uso e suolo. Quindi ci saranno specifiche di contenuto, specifiche tecniche, capitolati di formazione e aggiornamento, realizzazioni compiute in progetto, esperienze applicative, buone pratiche. Chiaramente al termine del progetto il repository raccoglierà anche gli output di questo specifico progetto che andremo a realizzare. Le linee di attività, di questa linea di attività si farà carico appunto per gli aspetti organizzativi la strutturazione e l'alimentazione del repository. E in funzione della numerosità degli aderenti andremo probabilmente anche, se avremo abbastanza adesioni e risorse, anche a implementare in questo repository delle funzionalità geografiche che potrebbero essere nell'ottica di rendere disponibili anche dati messi a disposizione delle singole regioni aderenti. La seconda linea è quella della community, una delle più importanti. La community ha lo scopo di costituire sostanzialmente una comunità tematica, è il luogo in cui a livello tecnico, gestionale e di governance si andranno a confrontare e condividere esperienze, e sarà il luogo in cui si metteranno a punto le metodologie innovative e in cui si impiegheranno le tecnologie abilitanti di cui vi ho parlato. Il tutto chiaramente finalizzata alla strutturazione e al popolamento delle basi di dati di nostro interesse e che siano efficaci soprattutto per gli aspetti applicativi. Nella community, chiaramente, oltre ai membri del comitato di progetto che sono i tecnici regionali, saranno presenti anche chiaramente i responsabili del progetto e gli esperti di settore che verranno acquisiti proprio in materia soprattutto di tecnologie abilitanti, su cui chiaramente andremo ad approfondire con chi nel settore ha un'esperienza tecnica avanzata. Questa linea di attività contempla alcune azioni, le vedete qui elencate: la costituzione della community in sé per sé e della sua governance, la condivisione degli obiettivi, la pianificazione delle attività e chiaramente poi anche tutte le attività relative all'organizzazione di azioni divulgative, formative, dedicate al rafforzamento delle competenze dei tecnici regionali che andranno a operare poi nell'utilizzo delle tecnologie abilitanti. Altra linea molto importante è la terza, quella che si occupa di metodologia, in cui appunto si andranno a definire ed adeguare i percorsi di standardizzazione e armonizzazione dei database di copertura del suolo, che sono basi informative che, come ben sapete, sono già presenti nelle regioni e nelle province autonome. Chiaramente qui andrà fatto quella operazione di aggiornamento e di mashup tra quelle che sono e di correlazione quindi con i database topografici, ma anche quelli forestali dell'agricoltura per quanto riguarda i contenuti, mentre per quanto attiene alla conformità ai data models, chiaramente i riferimenti sarà il framework Eagle di cui vi ho accennato prima e chiaramente la direttiva Inspire. Le linee di attività in questa linea di attività ci sono delle azioni specifiche. Le elenco brevemente, cioè sarà un'analisi sinottica chiaramente delle basi informative per attuare questo confronto e armonizzazione dei data models, garantendo l'interoperabilità semantica, l'analisi delle fonti e dei flussi informativi per la governance dei processi gestionali, quindi informazione, aggiornamento, erogazione di servizi, l'impiego delle tecnologie abilitanti per la definizione delle metodologie e degli strumenti condivisi, finalizzati appunto ai fabbisogni espressi, e la progettazione di casi d'uso che varano poi a verificare, ad applicare quanto individuato. La linea 4 riguarda tutti gli aspetti di relationship, cioè tutti, in quanto gli output progettuali definiranno standard condivisi sia sul piano metodologico che progettuale, e sarà molto importante che questa attività vada condivisa sia a livello di pubblica amministrazione nazionale, qui abbiamo già citato ISPRA, ma anche gli organismi tecnici comunitari, Copernicus, Nereus. Quindi sostanzialmente questa linea di attività ha proprio lo scopo di curare i rapporti, definire le
partnership istituzionali e attivare progettualità condivise. Questo è molto importante, come abbiamo visto, in una logica molto trasversale e soprattutto anche transnazionale. Chiaramente ci sarà anche una linea di management che è prevista in ogni fase, in ogni progetto, che ha semplicemente il compito, voglio dire, di assicurare la predisposizione del corretto modello operativo e di assicurarsi che i risultati vengano conseguiti e che gli obiettivi vengano centrati. In questo ha un ruolo chiaramente di gestione il comitato costituito dai tecnici regionali. Il team di lavoro è costituito dal responsabile del progetto, dagli esperti di settore a supporto soprattutto della linea 3, quella relativa alle metodologie, e che lavoreranno assieme appunto ai tecnici regionali del comitato, che avrà funzioni appunto, come vi ho detto, di indirizzo relativamente all'attività progettuale. Concludo con gli output di progetto. Gli output di progetto saranno sostanzialmente linee guida, data models, chiaramente attività di formazione, quindi seminari tecnici, eventi informativi e divulgativi, documenti descrittivi delle metodologie e degli strumenti che sono stati messi a punto durante le attività progettuali, e le azioni, voglio dire, che saranno maggiormente investite da questi output. Le ho elencate qui, che sono essenzialmente quelle relative sì ai repository, ma soprattutto alle linee 2 e 3, che sono quelle relative alla community e agli aspetti metodologici. Io adesso mi fermo perché, come avete visto, ho dovuto fare una presentazione che, parlando di un'attività progettuale, voglio dire, ha affrontato più aspetti, voglio dire, organizzativi, e per quanto riguarda invece gli aspetti più scenografici, voglio dire, ma anche quelli che, voglio dire, danno sostanza e saranno poi gli obiettivi di questo progetto, io adesso lascio la parola al dottor De Zorzi, che ci illustrerà alcuni esempi efficaci di quello che poi a livello progettuale si vorrà sviluppare in futuro. Noi ci rivedremo il 31 di marzo, in cui parleremo dei database topografici, dopo aver fatto chiaramente gli altri 2 incontri che precederanno l'ultimo. Sarà un'occasione anche di fare il punto sull'informazione geografica, insomma, anche a conclusione di questo percorso che ha visto che l'informazione geografica non è solo cartografia, come si diceva un tempo, e adesso è una definizione superata, di base e tematica, ma c'è molto di più. Esco dalla condivisione e lascio la parola all'ingegner De Gennaro innanzitutto e poi al successivo relatore. Grazie. Grazie Pierpaolo, grazie per il tuo intervento. Adesso, come da programma, continuerà la chiusura dell'intervento che gli era stato un po' azzoppato nella seduta del 24 febbraio, il dottor De Zorzi sui dati ottici e radar dell'infrastruttura dati reali della Regione del Veneto. E prego la parola a Silvano. Ok, buongiorno a tutti. Adesso vediamo un attimo, metto un attimo la presentazione. Ecco qua. Allora, diciamo che abbiamo un attimino tralasciato alcune cose la volta scorsa, vediamo un attimo di rifare una parte quantomeno di quello che appunto stavamo dicendo la volta scorsa. Niente, stavamo dicendo che in fondo abbiamo attualmente, è iniziata l'era dal 1957, l'era spaziale con il lancio dello Sputnik, e attualmente abbiamo circa 3.500 occhi che guardano la Terra, controllandola, monitorandola, facendo una serie di analisi sulla Terra. Quindi abbiamo in pratica una visione, come avevo detto l'altra volta, una visione divina della Terra, un punto di vista, una God's Eye, una visione divina in qualche maniera. Ora vedremo un attimino alcune informazioni, alcuni cenni sugli indici, e attraverso il portale poi della Regione del Veneto andremo ad analizzare alcune cose come
alcuni tipi di giochi che possiamo fare attraverso i satelliti. Ecco, diciamo che questi sono a grandi linee i satelliti che andiamo ad utilizzare normalmente qua in regione, e sono satelliti che appunto analizzano vari spettri del visibile e del non visibile, come utilizzando l'ultravioletto per l'attività molecolare della clorofilla, gli infrarossi per un'efficienza dell'isolamento delle nostre case e per un'analisi dei siti archeologici, per esempio, oppure utilizzando i LiDAR che si vengono fiutati gli aerosol nocivi, eccetera, microonde per rilevare i cambiamenti della superficie. Abbiamo visto la volta scorsa come potevamo vedere e analizzare il cosiddetto indice di NDVI, cioè la Normalized Difference Vegetation Index, che mi analizza la salute o lo stress o la stessa morte di una pianta. Quindi dobbiamo capire che un satellite, ad esempio il Sentinel in questo caso, Sentinel-2, hanno una quantità di bande, nel caso del Sentinel sono 13 bande, tra cui ogni banda ha una specifica analisi. Poi, creando un'algebra tra le bande, sommando le bande, esce fuori un qualcosa di più. Ad esempio, per avere l'indice NDVI dobbiamo abbinare la banda NIR, vicino infrarosso, con la banda rossa. Allora, dobbiamo sempre tenere presente questa formula o comunque la formula generale quando noi andiamo a parlare di satelliti, e quindi quando andiamo ad analizzare i vari indici. Perché vi dico questo? Perché ogni satellite ha bande diverse. Ad esempio col Sentinel-2 andiamo ad analizzare, prendiamo in riferimento sempre questa formula generale, e poi a seconda del satellite andiamo ad analizzare quale banda. Per esempio il Sentinel-2 utilizzerà, per avere questa formula, la banda 8 meno la banda 4, quindi poi banda 8 più banda 4. Mentre per quanto riguarda lo spot si utilizzerà la banda 3 e la banda 2. Per un Landsat 8 si userà la banda 5 e la banda 4. Questo perché la banda 8 per quanto riguarda il Sentinel corrisponde al NIR, la banda 4 al rosso. Per quanto riguarda lo spot sarà la banda 3 che è il NIR e la banda 2 è il rosso. Per quanto riguarda il Landsat la banda 5 sarà appunto il NIR, l'infrarosso vicino, e la banda 4 sarà quindi la banda del rosso. Quindi teniamo sempre presente una formula generale e ogni volta andiamo a verificare quale il satellite, dove si trova la banda che noi andiamo ad analizzare. Questa è un'immagine che avevate già visto e che in pratica è l'NDVI visto attraverso il Sentinel Hub. Questo è un indice NDMI, un moisture index in pratica, che mi analizza la parte di stress idrico per le piante. Mentre quest'ultimo qua è un indice che mi analizza la parte delle acque. Vediamo che la parte in blu mi identifica una zona con acqua. Adesso andiamo a vedere come creare degli indici attraverso il Sentinel Hub. Il Sentinel Hub è una piattaforma che abbiamo visto, è esterna, non è della regione, ma noi come regione andiamo ad attingere per collegare l'infrastruttura dati dai dati del Sentinel Hub. Vi volevo far vedere perché questo è possibile farlo, ognuno di voi, senza avere login particolari, è possibile collegarsi e fare una ricerca e poi quindi fare anche l'analisi dei vari indici. Vediamo qui come costruire, ad esempio,
un indice MDVI. Andiamo quindi a selezionare un'area, tiriamo su, quindi selezioniamo un periodo e carichiamo un'immagine. Un'immagine che qua la vediamo in True Color, e adesso andiamo quindi a unire le bande. In questo caso, per avere l'NDVI, andiamo a unire quindi la banda 8 e la banda 4, semplicemente trascinando le varie bande al loro posto. La immagine che avrete qui è un'immagine in grigio, ma possiamo cambiarla selezionando qui nel threshold, possiamo selezionare il banda di colori che siamo interessati ad avere. Chiaramente, essendo uno strumento semplice, non c'è la possibilità in questo caso di avere una variazione di colori molto elevata, però è possibile cambiando, ad esempio, inserendo uno script. Inserendo uno script in questa sezione, allora cambieremo la colorazione dell'indice per avere una legenda che più poi ci possa servire. Questa invece è un'immagine, volevo farvi vedere, qui stiamo trattando di uno stesso territorio utilizzando lo stesso indice, questo è l'indice di Plant Senescence Reflectance Index. Volevo farlo vedere in 3 periodi diversi come cambia l'aspetto. Questo è gennaio, questo è giugno e questo è settembre. Come vedete, l'analisi del terreno mi dà delle risposte completamente diverse, perché l'indice ha una risposta del terreno, delle piante e di quant'altro lui va ad analizzare, dà una risposta spettrometrica completamente diversa. Adesso però prima di questo, volevo farvi vedere un'altra cosa, e cioè farvi vedere come è possibile creare, quando avete della nuvolosità, è possibile creare quello che si chiama data fusion. Qui in pratica abbiamo fuso il Sentinel-2 con il Sentinel-1. Qui c'era una nuvolosità piuttosto consistente e quindi non mi permetteva di analizzare il terreno e la parte della terra che si trova al di sotto. A questo punto abbiamo inserito quindi questo script, che comunque sono script che si trovano su internet, su GitHub, eccetera. Si inserisce questo script qua e automaticamente viene sostituito in pratica la parte di nuvolosità, possiamo dare la percentuale di nuvolosità che noi possiamo variare, viene sostituita con un altro satellite, in questo caso con il Sentinel-1, il Sentinel Radar, per cui analizza anche se ci sono nubi o altro. Quindi questo è un aspetto molto innovativo, perché adesso il futuro sarà quello di utilizzare più satelliti e quindi di sostituire satelliti che hanno una proprietà e cercando di fonderli con quelli di altri. Questo è in pratica il futuro dell'informazione geografica da satellite. Altro da farvi vedere a questo momento, mi sembra, ecco, questo invece erano gli script che sono all'interno del Sentinel Hub, ma per il momento mi sembra che questa è la parte più importante. Un'altra cosa che potremmo farvi vedere è, per finire, è per quanto riguarda i dati satellitari ad altissima risoluzione. I dati satellitari ad altissima risoluzione sono dati radar, ad esempio, a 25 cm. Adesso vediamo di trovarli subito. Dati radar a 25 cm. Questi sono... Ecco, adesso... Eccoli qua. Questa è un'immagine del porto di Atene. Questa è l'immagine del porto di Atene. Come potete vedere, questo è un radar, un SAR, e quindi guardate come si vede bene la nave.
come si vede bene il porto, come si vede bene la città. Ecco qua. Quindi mi sembra che e questo è il futuro. Questi sono prodotti che vengono sviluppati in questo momento e adesso due grosse compagnie se ne stanno occupando. Una è la SI finlandese e l'altra è la Capella Space canadese, mi sembra. Ok, bene, con questo io direi che è tutto. Io vi ho fatto vedere alcune cose che spero siano state interessanti. Grazie a voi e vi saluto. Grazie, ringraziamo il dottor Silvano De Zorzi per il suo intervento a chiusura completamente di quello che aveva presentato il 24 febbraio. Io soltanto, siamo quasi nei tempi, siamo andati un po' fuori, volevo fare un attimo una sintesi, una riflessione su quello dell'intervento di Pierpaolo Milan, con il quale ha presentato questa iniziativa che nasce anche dal, come ho detto all'inizio, dal tavolo interregionale al quale la Regione del Veneto partecipa insieme a Lombardia, Piemonte e Emilia-Romagna. Si sono associate tutte le regioni del nord, della Toscana, Liguria e le 2 province autonome e la Val d'Aosta, con il quale, sempre in quello che è diventata la mia paturnia di questo intervento di oggi, bisogna fare tutta la chiarezza del linguaggio e le soluzioni condivise. Questa, nella mia lunga esperienza, abbiamo gestito anche il progetto Intesa GIS. 2 parole sono tante parole sono difficili da trovare la soluzione, però le parole molto difficili erano standard e semplificazione. Sono facili, sembrano degli slogan, soprattutto la parola semplificazione. Nulla è più difficile che fare la semplificazione. Siamo passati attraverso un'attività importantissima del Comitato Dati Territoriali per fare gli standard del decreto ministeriale 2011. Bisogna sentire, ascoltare, il sistema di ascolto è enorme, il sistema di confronto è tantissimo. Pierpaolo Milan ha presentato questo progetto che, ripeto, nasce da questa condivisione delle iniziative, delle strategie delle regioni ed è assolutamente diciamo a rima baciata con l'ISPRA, col dottor Michele Munafò, che, ripeto, ha questa grandissima dote di ascoltare tantissimo e di confrontarsi. Poi ognuno fa il proprio percorso, ognuno fa la propria strada. L'importante è la chiarezza dei linguaggi e questa che con oggi, che è la 5ª tappa di questo progetto, che mi sposto per farlo vedere qui, è la 5ª tappa di questo Giro d'Italia di tappe. Abbiamo praticamente scollinato, scusami, no, parlo come se fosse ancora, no, lo Strivelloni ha scollinato nelle tappe, l'importanza di questa ampia gamma di prodotti, di soluzioni, di scene, di ipotesi che vanno comunque a condire e a strutturare l'informazione geografica, la parola d'ordine informazione geografica, che è costituita dalla foto aerea, dal dato trigonometrico, dal caposaldo, tutta questa informazione geografica, e che vede adesso arrivare, dopo lo scollinamento, altre 3 tappe. La settimana prossima ricordo che c'è un importante confronto con il mondo della formazione, con l'Università di Padova. Formazione, sperimentazione e applicazione sono 3 parole che anche queste devono essere valutate, condivise. La Regione Veneto ha sempre avuto un occhio d'attenzione su questo tipo di attività. Dopo c'è il sistema di monitoraggio, punto fondamentale. Io quando facevo gli interventi dicevo sempre: non si fanno prigionieri, nel senso che c'era la polemica con i sistemi di geolocalizzazione e con il sistema di georeferenziazione. La precisione del punto a terra, ovunque si usi, non si fanno sconti. Questo era uno slogan, un leitmotiv carico al decano, al mentore della cartografia nel Veneto, il professor Mario Fondelli, che aveva sempre fatto della precisione planimetrica, altimetrica del dato l'importanza. Dopodiché si fanno tutte le applicazioni, tutte le geolocalizzazioni, tutte le georeferenziazioni. E specificatamente il 24 marzo, fra 2 settimane, ci sarà proprio il webinar, la tappa si fermerà su questo tipo di interventi. Ultimo, in ordine cronologico, l'ultima, l'arrivo del Giro, sarà il 31 marzo con la produzione delle attività moderate da Pierpaolo Milan, con il quale si documenteranno tutte le attività, le procedure, le attività allo stato dell'arte con il database geotopografici, facendo dei complimenti alla Regione del Veneto, perché nell'informazione geografica ci ha sempre creduto, si è sempre impegnato e, pur avendo sempre poche risorse, ha sempre
ancorché alimentato all'inizio, adesso mi dicono forse qualcosa di più, alimentato questo canale e rendere la Regione del Veneto non è una gara, non si vince nulla, ma renderla sempre all'apice di quella informazione geografica che è sempre stata fatta. Concludo tutti quanti, vi ringrazio, un caro saluto a tutti, vi ripeto che questa puntata fa parte dell'archivio e va nel web e quindi può essere scaricata on demand o replay come si vuole chiamare, comunque on demand la potete scaricare sul sito web che è anch'esso strutturato in maniera molto molto bene come l'ha illustrato il dottor Delio Brettan nella sua riunione di diritti. Un caro saluto a tutti e grazie, e le domande saranno risposte secondo quello che la regia del dottor Frilloni farà. Saluto a tutti, grazie a tutti, arrivederci. Posso chiudere? No?